Buongiorno a tutti. Buongiorno cari amici, benvenuti anche nel diario del vostro Marietto Veneziano, anche nel canale YouTube di Hildegarda e anche nel canale del Marietto Veneziano. Vi voglio dire una cosa, se fate delle domande, se partite da Face o magari partite da YouTube, magari voi vedete solamente le vostre, come si suol dire, persone che sono in quel diario nel canale, però noi vediamo tutte quelle che sono collegate in quel momento lì. Quindi a voi magari vi sembrerà che ci siano solo 2 o 3 persone, e in realtà magari ce ne sono collegate con tutti gli altri canali una quindicina, più o meno questo vorremmo dire. Oggi parleremo, c'è molta carne al fuoco, no? E c'è molto fumo, ma ci sono tanti arrosti. C'è anche l'arrosto. E c'è addirittura anche la Hildegarda che passava di qui e ho detto: sentite, vieni qui perché abbiamo Sì. qualcosa di grosso. Oggi parleremo sia di Hilde. Allora, daremo le previsioni del giorno, certo è tardino, ormai il giorno ha già preso, come Sì. dire, il suo corso. Sì. Abbiamo già 4 commenti. Abbiamo già 4 Buongiorno, buongiorno intanto gli amici collegati. Abbiamo Italia, Tamara, Lia, Abi. Sì, Dunque, benvenuti. poi anche una domanda: se volete telefonarci gratuitamente, chiaramente il prezzo del Durante le consulto dirette, sì. potete farlo a questo bellissimo numero telefonico per fare delle domande, ci farebbe sempre un piacere ricevere. Certo, potete interagire con noi durante le dirette, chiaramente, gratuitamente durante le dirette, se chiamate per consulti privati fuori orario, giustamente è a pagamento. Vabbè, ma questo penso sia chiaro. Sì. E poi fateci sapere se vi piace questo nuovo format, è un po' lanciato, un po' aggressivo. No, non è un orario per consulti questo. No, Loredana, le dirette con le Sibille sono la sera. Però aspetta, no, ha ragione Loredana, perché in futuro ci saranno delle live splash nel Marietto Veneziano. Vabbè, ma saranno quelle. Sì, però lo dovremmo dire, sì, no? Sì, allora, oggi non lo diciamo. No, allora, oggi le dirette delle 10 del mattino sono, diciamo, dedicate a delle rubriche di astrologia, di radionica, e poi sicuramente altre cose sempre interessanti nel settore appunto esoterico, occulto. Dunque sì, diciamo che daremo in questi spazi delle piccole conoscenze, delle piccole pillole. Loredana, ci dispiace, non so cosa dirti, magari puoi prenotare un consulto privato. Esatto, allora, solo 20 euro. Andiamo dunque, avanti. Cominciamo allora, così cominciate anche a entrare in questo nuovo format. Esatto, nell'idea che abbiamo per voi al mattino. Con cosa cominciamo? Con le previsioni del giorno? Sì, va bene, andiamoli subito con le previsioni del giorno, perché poi facciamo qualcosa di più leggero con questi 2 circuiti radianti. Cominciamo con le previsioni del giorno, così entriamo anche nell'ottica degli influssi della giornata, anche se ormai ha già preso un po' il suo avvio. Sì, poi parleremo di radionica, vi parlerà Marietto, e poi vi darò qualche informazione sui nati del giorno. Sì. Dunque, diciamo che sarà una cosa un po' così, una cosa un po' osè direi. Diciamo. Allora, oggi martedì. Oggi è martedì. Ieri addirittura era lunedì e vi do una profezia: domani sarà mercoledì. Caspita. Ma domani sera avremo anche la live. Loredana, ti avvisiamo che domani sera alle 20:30 nel canale di Marietto Veneziano, nel canale di Hildegarda e nel diario del Marietto Veneziano, perché domani sera siete lì per me, ci saranno le domande gratuite per le Sibille. Quindi Loredana, 20:30 domani sera, se vuoi fare delle bellissime domande. A te la parola, Hilde. Allora, dunque cominciamo con gli influssi del giorno. Abbiamo detto martedì, prima che ci desse questa grandiosa profezia. Perla di saggezza, Allora, martedì, dunque oggi riceviamo gli influssi diretti di Marte, un dominatore planetario molto forte, molto importante, di cui abbiamo già parlato anche in passato. Sì. Il suo influsso sulle persone è ovviamente un influsso energico, e qualcuno può ricevere questi influssi in particolare sentendo non solo una maggiore energia che può tradursi in nervosismo
su persone già predisposte o che hanno magari forti elementi di terra nel loro quadro astrale, ma è anche comunque una giornata che ci influisce nel recupero della forza vitale, dunque, e a maggior ragione perché siamo ancora in luna crescente, dunque un influsso che, come dire, di espansione. Dunque, oggi che è il 29 siamo in luna crescente in pesci, dunque può anche portare gli influssi di questo pesci e dunque essere di recupero anche nei rapporti sentimentali, maggiore romanticismo, ma anche maggiore carica elettrica, cioè elettromagnetica. Infatti era già elettrica stamattina quando si è svegliata. Sì, vabbè, ma ho caricato il cellulare con lei, l'ho messo dentro e via. Oggi ho acceso io le luci di casa. Sì. Allora, dunque abbiamo questo influsso molto particolare, però attenzione perché si sposa con una coppiata di costellazioni di nuovo di matrice marziana, perché abbiamo 2 volte il passaggio della Luna sulla costellazione Ariete in questa giornata e dunque attenzione perché potrebbero esserci dei momenti di grande impulsività. Dunque è sicuramente una giornata, come ho detto, che ci dà una grande carica e a seconda del nostro temperamento, che ricordo essere sempre condizionato dagli influssi astrali e dunque quelli che riceviamo alla nascita, ma anche quelli che ci dominano sul momento. Questo la dice lunga sul fatto di come pensiamo di coordinare e dirigere il nostro destino, ma è il contrario, il nostro destino che dirige noi. Allora, in base appunto alle costellazioni del giorno, che sono Gemelli, la prima costellazione, Ariete visitata 2 volte, che circoscrive e circonda Vergine, dunque questo, attenzione, poi vi spiegherò, Leone e Toro. Dunque è una giornata molto dinamica perché Gemelli comunque porta un'apertura, maggiori curiosità, spostamenti, è una giornata frenetica. Dunque sicuramente oggi ci troveremo a fare 1000 cose, anche se adesso non vi sembra, le 1000 cose arriveranno all'improvviso. Questo carattere appunto impulsivo sia per quanto riguarda la nostra persona, perché oggi viene stimolato questo aspetto, dal momento che Ariete si va a trovare in opposizione, dunque ci mette anche in guardia da rischi di prendere decisioni affrettate o poco ponderate. Dunque mi raccomando, oggi prestate molta attenzione a quello che dite, a quello che fate, prendetevi un attimo in più per valutare bene le cose, non reagite distinto perché già come dire, l'impulso è quello. Ma cosa porta dal momento che c'è questo accerchiamento di Vergine della costellazione Ariete? Porta a preoccuparsi poi di queste conseguenze col senno del poi, vale a dire che Ariete ci spingerà a essere impulsivi, troppo poco riflessivi, e Vergine poi ci condizionerà mettendoci nella situazione di sentirci sbagliati per aver ecceduto magari in un qualcosa, in una decisione, in un comportamento, in un atteggiamento, e dunque poi avremo la sensazione di non essere adeguati all'altezza, di sentirci fuori posto, insicuri. Ecco, lavorerà molto sulla nostra autostima, dunque attenzione, per non parlare del fatto che andiamo nei momenti di stress non controllati e dunque non dominati a manifestare anche da un punto di vista psicofisico, dunque sono quelle situazioni dove manifestiamo disturbi psicosomatici. Insomma, una giornata in poche parole, stiamo calmi. Oggi a stringere, andiamo calmi. Lontani dai ponti, incappi elettrici, lo stato. Allora, il rischio di dire anche cose che non vorremmo, c'è in chiusura la costellazione Toro, che dunque governa la gola, occhio alla parola, perché c'è anche Gemelli, che è la prima costellazione, la costellazione della comunicazione, delle intermediazioni, e comunque un'ottima predisposizione per questo genere di campi. Oggi se qualcuno vuole fare una compravendita, benissimo, però attenzione perché appunto c'è questa impulsività dell'Ariete, magari qualche accordo potrebbe saltare, oppure si dovrà rivalutare un nuovo accordo, d'accordo? E questo, accordo d'accordo, dunque questo diciamo che può
essere un momento dettato dall'impulsività oppure da questi ostacoli di una cattiva comunicazione. Sì. Dunque, mi raccomando, valutiamo la comunicazione. In ultimo, oggi predisposizione alle infiammazioni, perché c'è tanto fuoco nelle costellazioni del giorno, stimolate anche dall'iperattività mentale cerebrale, stimolata appunto dalla costellazione Gemelli, dunque attenzione, ok? Questo è un giorno da prendere con calma o comunque da ordinare bene, dunque lasciamo che questa costellazione Vergine dica la sua, dandoci la struttura del giorno, dunque dandoci quella volontà di organizzare e pianificare la giornata, anche se è chiaro che molte cose arriveranno all'improvviso con questi influssi odierni. Bene, adesso lascio la parola al Marietto. Benissimo, dopo questa edizione di ottimismo, praticamente sembrava un appello di Prozac, però Ma noi no, andiamo oltre perché questa mattina siamo partiti col piede giusto, positività al massimo. Infatti Monet ha capito al volo che deve fare una marcia indietro. Mi raccomando, oggi si vive con la retromarcia inserita, perché se no avete sentito che con queste costellazioni a vostro favore mangiate tanto di quella cioccolata da diventare diabetici. Oggi è un giorno è la live diabetica. È il giorno, sapere gli influssi astrali in anticipo ci Esatto. aiuta a sfruttarli al meglio e a contrastare le opposizioni. Esatto. Dunque oggi freno. E frena. Adesso iniziamo perché ieri abbiamo parlato di questo circuito qui che ha ideato il Legale Maretto Veneziano. Adesso lo metto a favore di, come si dice, di camera, vedete? Questo lo potete trovare nei migliori gruppi di Face e naturalmente anche in Twitter e nel sito capitano.intervista.org. No, questo qui l'ha ideato il Legale Vostro Maretto Veneziano. Abbiamo fatto dei mesi di studio, di programmazione, l'abbiamo testato, gli abbiamo tirato tante testate e alla fine è uscito, è stato il topolino è partorito. Lo potete scaricare gratuito, funziona anche se non ci credete, quindi è al di là di tutto quello che uno può pensare. Certo, dopo una filippica di positività di questa giornata, uno se riesce ancora a stampare questo è già un martire. Ecco, la Monet subito, grazie, non è un tiro sul Monet. Allora, cosa serve questo qui? Allora, il sole nero, diciamo che ha avuto un certo... Allora, prima di tutto bisogna spiegare una cosa. Questo è un circuito con su scritto Maretto Veneziano, no? Vedete che c'è scritto la cosa importante del Maretto Veneziano, perché ho visto che alcuni poi lo copiano, no? E fanno delle live, no? E non dicono l'ha fatto Maretto Veneziano con l'idea di legare. Lo ripeto, è stato ideato di legare e poi fatto in opera il vostro Maretto Veneziano. Allora, come è composto? La prima cosa che voi vedete è un perimetro di, come si dice, di protezione con collegato qui un disimpregnatore. Questo serve a fare in modo che tutto quello che è dentro il circuito venga sempre smagnetizzato. Poi, visto che il messaggio è molto forte, cioè il circuito radionico è potente, perché poi vi spiego da dove nasce questo sole nero, o anche Keter nera, poi dipende un po', e abbiamo aggiunto una protezione particolare, cioè Giove, no? Giove che insomma bisognava rinforzare questo circuito perché fa tremare un po' le gambette, no? Allora, la prima volta che diciamo è diventato famoso questo circuito o questo simbolo l'ha ideato praticamente Erich Himmler. Erich Himmler è stato il più grande generale dell'esercito dopo Napoleone. Allora, Napoleone Bonaparte più o meno tutti l'hanno già sentito nominare. Poi è venuto un agricoltore, cioè praticamente Erich Himmler, per dirvi chi era un signore che da giovane, nell'età hitleriana del Führer, era praticamente uno che aveva studiato agraria, ma però il suo karma l'ha portato a fondare il servizio segreto che poi è diventato famoso, che si chiama SS. Le SS nella cultura generale vengono sempre, come si dice, disegnati come o rappresentati come dei carnefici, no? Ma le SS erano tanti, erano anche sicuramente c'era dentro qualche pecora nera, però c'era dentro anche un gruppo misterico molto potente che era praticamente il motore della grande Germania, di quello che ci ha salvato dai Sarmadi, no? Cioè
voglio dire, per chi segue il Marietto sa che già Napoleone aveva cercato di salvarci dai Sarmadi, ma Henry Himmler, no, capendo il problema ed essendo anche un agrario e capendo di terra, quindi sapeva che bisognava muoversi per far crescere le cose, a un certo punto ha fatto, non da solo, ha fatto in modo che le SS diventassero anche un gruppo misterico. Infatti dentro le SS c'era anche un esercito misterico, il cui simbolo delle SS, che era praticamente la trasmutazione del sole nero, infatti il simbolo delle SS rappresenta il sole nero. E quindi, chiaro che lui perdendo il generale Henry Himmler, perdendo la guerra, no? Chiaramente è stato denigrato, gliene ha detto di più, di tutte di più. Però noi abbiamo dei libri molto importanti che ha lasciato Henry Himmler, che sono quelli di Franz Bardon. Nella realtà, adesso lo dico per quelli che magari vogliono approfondire, quando lui è stato catturato, Henry Himmler si è arreso, non è stato catturato, si è arreso perché gli avevano promesso che avrebbero trattato bene il popolo tedesco, e nella realtà non è andata così, no? Però lui, sapendo già quello che sarebbe successo, ha lasciato in eredità 3 libri, di cui Sebastiano Fusco ha fatto la traduzione, che sono poi quelli di Bardon. Però ritorniamo a noi, per questa filippica. Qui vediamo il simbolo del sole nero che praticamente rappresenta l'egregora del nostro Henry Himmler, che chiaramente nella proiezione di una difesa è diventato un simbolo piuttosto pesante, no? E quindi il vostro Marietto, con la Hildegarda, ma soprattutto la Hildegarda, che queste cose le sapeva già, praticamente ha fatto in modo che, visto che il decagono è qualcosa che forma a livello eterico, che crea, è una creazione, abbiamo usato le forze del sole nero, che chiaramente non si, come si suol dire, rappresenta, non si può dire che l'ha creato Himmler, ma diciamo che Himmler l'ha preso per coagulare tutte queste forze per poi difenderci dai Sarmadi, no? Quindi noi cosa possiamo fare con questo circuito? Possiamo sia difenderci e sia che in un certo senso, tra virgolette, essere meno difensivi ma più attaccati, perché con i circuiti, uno stesso circuito, si possono fare più cosine. In questo caso noi cosa faremo? Faremo una difensiva, nel senso che lo useremo per allontanare quelle persone che magari sono pesanti. Sono un po' troppo prolisso. No. Comunque, morale della favola, è un circuito gratuito, lo si scarica. Ad esempio, se voi siete in un ambiente di lavoro o un ambiente familiare o un ambiente, insomma, vi sentite un pesce fuori d'acqua e vedete che ci sono delle persone che sono dei vampiri energetici o che sono pesanti, allora per allontanarlo cosa fate? Lo prendete, lo stampate sempre gratuitamente nel sito capitano.intervista e nei migliori gruppi Face dove noi siamo. Intervista.org, se lo dimentica sempre. Sì, esatto, aspettavo come lo dicesse lei. Capitano.intervista.org. Esatto, lo stampate, no? Adesso non è che bisogna sapere chi era Henry Himmler e via dicendo, però diciamo che quello che ci ha dato l'aiuto era lui, il più potente. Ciao Cira, grazie di esserti unito nel diario Marietto Veneziano e anche nei canali famosi di Hildegarda Marietto Veneziano. E allora lo prendete, lo stampate, scrivete un fogliettino della serie vorrei che si allontanasse Pippo Pluto, no? Prendete, come si dice, il pendolino, gli fate fare almeno 21 giri. Io dico 21. Ovviamente questo fogliettino lo dovete posizionare sopra il sole nero. Cioè voglio dire, sopra il sole nero, ecco. E lo lasciate massimo 21 giorni, anche perché il di più non serve. Non dovete avere paura se qualcuno vi dice, ad esempio, ma sai, un simbolo. Buongiorno Dana. Ciao Dana, grazie di essere unita nel diario e nel canale di Marietto Veneziano Hildegarda. E quindi vedete c'è il simbolino di Giove che sta a protezione di tutto ciò che entra, nel senso, dentro il sole nero, chiaramente non dovete mettere il vostro nome, ma di quella persona che voi volete allontanare. E a questo punto il piatto è servito, una mescolatina, lo mettete nel forno per massimo 30 giorni e alla fine salta fuori qualcosina. Sì, 21-30 giorni, 30 è proprio la saturazione del corpo eterico, dunque a quel punto là è un di più, non serve. Giove sicuramente apporta grandi benefici
e dunque va ad armonizzare positivamente. Questo significa che sì, allontaneremo quella persona, ma non con cattivo scopo. No, certo. Voglio dire, non è che voi poi gli farete le mani, solamente per allontanare e di aiutarti. Anzi, probabilmente lo allontaneremo con un colpo di fortuna, perché con Giove andiamo sicuramente in quella direzione. Perché se no non ci metterei il nome di Marietto Veneziano dentro un sogniero, questo qui è chiaro. Però quello di dirvi, cioè il concetto è che non è che fa male chi non lo usa, nel senso che se resta in un ambiente piuttosto saturo, ad esempio avete visto che se vi capita un tipo di, come quello che ha nominato prima il De Gara, con questa pella di saggezza, insomma, vi fate un'overdose di queste energie, capite? Dovete in un certo senso difendervi. Allora, per il primo circuito pensi che sono stato esaustivo? Bravissimo. E l'ha ideato lei, mi fa fare un figurone, però in realtà... Ma non è vero. No, è vero, so che mi ha detto. Il secondo circuito, e qui, questo circuito qui ve lo racconto, vedete? Questo circuito qui, lei mi ha dato la dritta, ciao Roberta, grazie di esserti. Allora... Ciao, Roberta, se vuoi fare una domanda, se vuoi anche telefonare è gratuito oggi. Se vuoi telefonare... Ma le domande sono attinenti agli argomenti di oggi. Per la domanda invece con la risposta Sibille Pendolino restano al momento gli appuntamenti serali. Sì. Poi ci saranno delle giornate che il Marietto dedicherà al mattino per le Sibille che farà da solo, ma al momento sono domande attinenti a questi argomenti. Dunque al mattino potete comunque chiamare al numero che vedete in sovraimpressione e se volete fare una domanda in diretta alla quale vi risponderemo, ma è chiaro che se parliamo di queste cose la domanda è legata a queste cose. Durante le dirette dedicate alle Sibille e al pendolino potete anche chiamare in diretta sfruttando quelle finestre di tempo per porre la domanda. In quel caso saltate la coda, ok? Perché rispondiamo ovviamente dando priorità alle telefonate. Certo. Chiusa parentesi. No, la domanda di Mon Meg, perfetto, al momento si può stampare. In teoria sì, no? Certo. In teoria sì, però insomma è un lavorone che è molto più economico andare in un fotocopio, una copisteria, mettere il cellulare e devi stampare perché costerà un euro, presumo, 2 euro, sta lì 2 ore a fare un disegno così, insomma è importante. Però se ha volontà, perché certo, no, non sa cosa fare. Se ha la vena artistica, non sa cosa fare, può fare, però questo qui è una cosa... Allora, una piccola cosa che mi ha stimolato, una piccola riflessione, mi ha stimolato la lettera Aleph e la presenza del decagono. Abbiamo detto prima, cioè il Marietto ha detto prima, come il decagono sia valorizzatore, dunque va a creare proprio il senso in astrale di quello che è posizionato all'interno, dunque rafforza quel significato. Perché da cosa nasce e perché la connessione con la lettera Aleph mi ha dato lo spunto per questa riflessione? Perché Aleph è ovviamente una lettera ebraica, ma che ha un senso molto importante a livello cabalistico, esatto. di cui vi parlerà comunque il Marietto. Ma il decagono con numero 10, perché sono 10 lati e 10 gli angoli, richiama l'albero delle Sefirot, perché le Sefirot sempre attive sono 10. Dunque qua c'è un senso molto importante in tutto questo circuito che lascio descrivere. Allora, questo circuito quando è nato? Praticamente stavo raccontando a Hilde quando mesi fa parlavamo di fare un circuito che dia anche qualcosa di importante per il nostro futuro e meglio che l'8 attraverso, cioè l'infinito, può essere utilizzato. È nato quando da piccolino io giocavo con una... Questo qui è un racconto che ve la dico così underground, no? Non è che per il mio ego. Avrò avuto 6-7 anni, mio papà mi ha regalato una pista di macchinine che ha forma di 8, no? Il vostro Marietto, però, sapete che andava sempre controcorrente, oltre a giocare, metteva la lingua sui 2 cavetti del trasformatore, no? E a un certo punto io ero in camera, no? Ero nella mia cameretta da solo perché sono sempre stato da solo, a un certo punto mi compare un lì, in giacca e cravatta, e mi dice 2 o 3 cose. La prima cosa è di non mettere la lingua nella corrente, perché avrei dovuto vivere ancora e quindi di non farmi male solo. E la seconda cosa è che questa pista, essendo a forma di 8, è una pista molto potente. Anche il nome della fabbrica era Flashman, ma io ero piccolino, non sapevo la traduzione, che vuol dire uomo di carne.
Quindi da lì ho cominciato a capire che l'8 era qualcosa di non normale, per il semplice fatto che aveva delle potenze, perché me l'ha detto. Oh, ecco la nostra Paola Chirilli. Buongiorno Paola, Paola, grazie di essere qui con noi. qui con noi. Era ora che arrivavi. Grazie del cuoricino. La Paoletta abbiamo sempre un cuore, perché un giorno intervisteremo anche la Paoletta in queste dirette. Paola Chirilli, che ci permette sempre di postare nel suo bellissimo gruppo di radiestesia e altre paroline stratosferiche. Bene, quindi a un certo punto, scusate per le paroline stratosferiche, perché comunque questo circuito è molto importante perché vi dà la possibilità, cioè è multitasking questo circuito, è una, come si dice, un Microsoft economico, direi così, un Macintosh della radio, funziona sempre anche se non ci credi, perché dà la possibilità di mettere dentro un intento e di lanciarlo nell'infinito. Cioè, questo qui è il top della gamma dei circuiti che danno solo benedizioni. Quindi non è che lo si può usare come sole nero per mandare via qualcuno, ovvero in teoria sì, ma in pratica lo si usa solamente per, ad esempio, se uno vuole fare qualcosa di propositivo. Chiaramente si può mettere la propria foto, vi ricordiamo sempre che l'ideale è mettere la foto di quando si era giovani. Poi una cosa importante, dovete capire che questi circuiti non hanno bisogno del nord e del sud. E poi, dai, vabbè, vi voglio dire un'altra cosa, perché sennò qui bisogna sfatare le cose. Allora, nel 1700 più o meno, il nord, che noi pensiamo che fosse il nord, era il sud. Hanno cambiato un pochettino le carte in tavola come i giorni a settimana gregoriana nel 1500. Quindi fondamentalmente quando la gente parla del nord, in realtà sta parlando di quello che una volta era definito il sud. Che voi ci crediate? No, quando me l'ha spiegato, io non ci credevo, poi sono andato a indagare ed è così. Quindi noi quando sentiamo i vari maestri di radiostesia che vi stanno spiegando di posizionare al nord un circuito radionico, mancano di qualche piccola conoscenza. In realtà vi stanno esattamente vi stanno dicendo di fare esattamente l'opposto di quello in cui dovrebbe essere fatto. In realtà tutti i circuiti radionici dovrebbero essere posizionati a sud. Comunque qui lo dico, qui lo nego perché mi attirerò un sacco di nemici, però la realtà è così. Siamo abituati. Comunque la realtà no, le esci, no? Quindi questo circuito non ha bisogno di posizionamento. Se proprio volete posizionato, lo posizionate all'est, che questo nella realtà sarebbe la giusta posizione. Però io qui non lo dico, no? Non andate in giro che poi il marietto dice queste cose, perché poi mi fanno sedere come la mia faccia. In effetti l'equilibrio ideale su questo piano, sul piano terrestre, è l'asse ovest-est, no, non è vero, nord-sud, però per il piano... come dire, per lavorare con i regni sottili est-ovest, dunque nord-sud sono tutte le vibrazioni terrestri, esatto, e dunque tutto quello che è l'equilibrio anche della natura si orienta nell'asse nord-sud, mentre est-ovest sono i regni spirituali. Dal momento che noi dobbiamo iniziare qualcosa e sappiamo che sul piano materiale si inizia solo se c'è già un progetto sul regno spirituale, altrimenti ciao, non esiste, è impossibile, si passa sempre prima da lì. Allora orientarlo a est, dal momento che contiene questo che è la prima lettera dell'alfabeto, essendo la prima lettera dell'alfabeto parla degli inizi, parla di tutto ciò che viene creato, dunque stiamo dando non solo un impulso a creare, ma a perseverare nel tempo, nello spazio, all'infinito. Dunque è chiaro che considerate bene l'intento che mettete, perché ve lo portate dietro anche nelle successive incarnazioni. Questa è una cosa molto, molto bella. È importante, non bisogna sbagliare, se vi innamorate di qualcuno che non è la vostra anima gemella, poi dopo vi perseguirete. È giusto dirlo, perché vi prendiate la responsabilità dell'intento che mettete qua dentro, ve lo portate vita naturale durante all'infinito, ok? Dunque predisponete bene, con le idee chiare, l'intento, magari lavorate per avere delle buone incarnazioni in seguito, dunque riflettete su quello che può essere anche un percorso che oggi vi sembra magari importante, il piano materiale, ma ricordiamoci che la nostra anima è progettata per un percorso spirituale, è quello l'intento assoluto. Dunque
lavoriamo in quella direzione, perché vi ripeto, è importantissimo, altrimenti vi portate le cavolate dopo. Dunque attenti, ok? È giusto, è potentissimo, tenetelo in grandissima considerazione, ma proprio perché è così potente vi chiede una grande responsabilità. Un'altra cosa da dire, che questo circuito porta indirettamente le vibrazioni dell'abbondanza, perché come vedete l'infinito cos'è? È infinitamente tutto all'infinito, dunque attenzione anche a quale tipo di abbondanza e di infinito vi volete portare dietro, dunque lavorate bene, l'otto in effetti, come vedete, è un 8 coricato, ma è pur sempre un 8, è associato alle vibrazioni dell'abbondanza. Dunque, è un grande circuito, usatelo con sapienza, con saggezza. Ed è gratuito nel sito del capitano.altervista.org, esatto, lo si può trovare nei migliori gruppi, ad esempio in quello di Paola Cherilli, quello di Laura Ciofini, esatto, quello di Marietta Veneziano, poi c'è anche il suo, ma il mio è molto più bello, no scherzo, il suo e il nostro sono esattamente. Io dico sì, va bene. Attenzione, perché entra una domanda di Antonio. Antonio fa una bellissima domanda. E il karma, ecco, il karma è una pecora nera per alcuni, però per alcuni è una benedizione. Allora il karma è indirettamente associato al senso di infinito, perché agisce costantemente. Il karma è l'applicazione perfetta della legge di causa ed effetto, che è sempre in opera, è sempre attenta a tutte le piccole cose, perché tutte le cose a partire dal pensiero creano una ripercussione a catena. Dunque indirettamente questo è l'applicazione del karma. Ok, il karma però viene lavorato, nel senso che oggi noi creiamo il karma di domani. Sì. Dunque anche qua, perché è così importante l'applicazione delle leggi e l'applicazione di una correzione interiore, perché ci permette di andare a rettificare tutto il pregresso, che comunque pagheremo a tempo debito, ma di seminare per il futuro. Dunque applicando correttamente tutti gli insegnamenti delle leggi divine, cioè la retta azione, il retto pensiero, eccetera. Dunque è retta parola, ricordiamoci che seguono esattamente l'ordine pensiero, parola e azione. Dunque mi raccomando, occhio sempre ai propri pensieri, e non è soltanto l'idea della legge di attrazione, ma è proprio perché c'è il karma e perché c'è la legge di causa ed effetto. Dunque a partire dal nostro pensiero segue una parola rettificata e dunque adeguata a un pensiero corretto, e poi l'azione, perché nel momento in cui abbiamo un pensiero retto, una parola giusta, l'azione può essere solo equilibrata. Dunque è chiaro che è un circuito molto importante che tiene conto di tutto questo, mi raccomando. Sì, perché se il Sole Nero era più difensivo, era più della serie voglio sopravvivere anche con questo karma, questo invece è proprio qualcosa di un po' più pesante, sembra innocuo, ma può avere degli effetti benefici se uno sa usare. Ad ogni modo è vero che è un circuito difensivo, è un circuito che ci protegge e allontana le persone inadeguate, ma ricordiamoci che lo facciamo inviandogli una forma di benedizione, non è un qualcosa di negativo, dunque è perfettamente in linea anche con quest'altro. Bene. Certo, voglio dire, questi circuiti fanno male solo chi non li usa, nel senso, come la melatonina, come la melatonina. Chi non usa la melatonina gli fa male, nel senso che perché fa solamente del bene. Bene, io penso di aver in un certo senso parlato in modo esaustivo di questi circuiti, però voglio fare un appunto perché l'altro giorno ho messo sul mio diario una foto del ciondolino sefirotico che noi vendiamo, no? E poi una persona, e io l'ho chiamato come si suol dire, un talismano, oppure anche in un certo senso l'ho chiamato in un altro nome, no? E la persona giustamente sottoscrive: guardate che l'albero sefirotico non è un ciondolino,
un talismano, ma è un'arma, una cosa del genere ha scritto, no? Allora vorrei fare un appunto per chi segue il maghetto. Allora, la raffigurazione di questo disegno, di questo ciondolino, è l'albero sefirotico che poi in sintesi è la nostra anima, no? Il nostro cammino, la nostra scala che ci porterà fino alla perfezione della Keter. Esatto, certo, è come un coltello. Il coltello lo puoi utilizzare per tagliarti il pane o la bistecca, oppure per, non so io, fare altre cose meno che ti possono allungare la vita, ma magari ti portano in carcere. Quindi dipende tutto da chi usa questo strumento. In questo caso qui noi abbiamo pensato, visto che da piccolino ho visto i Lim come odiano questo simbolo, perché proprio rappresenta non la salvezza dell'anima o il paradiso, però diciamo la scalata è l'ascesa dei 125 gradini cabalistici, no? Scusa, hai quel libro con sulle stelline? Sì, lo vado a prendere. Ecco, adesso vi faccio vedere una cosa perché è molto importante. Qui lo dico, no, perché poi andate a dire in giro che il Marietto dice queste cose. Io se c'ero dormivo quel giorno, però vi voglio spiegare bene questo alberello perché è importante capire il messaggio, che solamente anche guardarlo, poi averlo con le varie protezioni, è ancora più importante, ma è importante riuscire a capire, esatto, grazie. Allora vi faccio vedere una cosa, no? Allora io avevo 15 anni e vi ho sempre raccontato come si suol dire, che da piccolino ho incontrato i cabalisti a 15 anni e a 15 anni mi hanno dato in mano questo libro. Quindi questo libro è stato stampato 26 anni dopo il giorno che me l'hanno dato in mano, no? E la cosa che mi aveva stupito a me di questo libro, no, erano queste lucette, che io non avevo mai visto queste lucette qui. Queste lucette qui sono praticamente la raffigurazione di questo simbolino qui che noi vendiamo a 150 euro. Ma perché lo vendiamo a questo prezzo? Lo vendiamo a questo prezzo perché è caricato con delle forze eteriche molto importanti, che sono di protezione. Infatti hanno lo stesso posizionamento delle lucine di questa Esatto, praticamente qui i cabalisti lo mettono in modo nascosto, ma solamente chi ha le conoscenze esoteriche o ha già sentito parlare di Marietto o la Hildegard lo sa, e in quel caso lì è praticamente messo dentro un metallo e raffigura la stessa energia, no? Poi più in noi ci mettiamo dentro, come si suol dire, delle circuiti difensivi che anche propiziatori, esatto, certo. Poi è chiaro, multilivello. esatto, multilivello. Però questo per rispondere a quelle persone che quando lo vedono è sì un talismano, ma non è solo un talismano, è anche una scala, sempre dipende da chi lo usa. C'è un coltello, ti puoi tagliare il pane, ti puoi tagliare un dito, puoi pagarti il biglietto per le patrie galere, capite? Allora il concetto è che noi lo vendiamo, prima di tutto, come questo libro lo possono avere solo i cabalisti, perché loro, quando me l'hanno dato in mano, me l'hanno detto: lo stampiamo per te, Marietto. Io l'ho guardato, l'ho aperto, non ci capivo niente, io l'ho ridato, no grazie, nel momento. Poi mi hanno detto: quando capirai un giorno ce l'avrai. Io l'ho comprato, l'ho letto, non ci ho capito ancora niente, ma adesso sto cominciando a capire, no? Perché è dentro la mia anima. Quindi questi oggetti lo possono avere solamente i cabalisti, non è che uno che non è cabalista lo può prendere, può averlo in casa, perché automaticamente ha dei cancelli in testa che impediranno l'acquisizione e anche capire che cosa serve. E lo stesso quel ciondolino lì, che noi l'abbiamo chiamato talismano per dare un'idea concreta, ma in realtà è la scala, un ascensore che vi porta a conoscere le forze superiori. Esatto, questo era per spiegare a quella persona che, come si suol dire, ha messo questo punto che a me mi è piaciuto perché ho capito che non ho spiegato bene il messaggio. Quindi sia questa scala che quella è la stessa identica cosa, solo che questa qui i cabalisti l'hanno tenuta nascosta e questa qui i cabalisti, cioè noi due, in un certo senso la mettiamo in vendita con delle protezioni in più, ma in ogni caso sappiamo che lo potranno solo comprare i cabalisti, gli altri resteranno alla finestra a guardare che passa il treno. Ma più o meno così penseranno, lo prendo, esatto. Ma alla fine c'è gente che mette via €1 al giorno, c'è gente che miliardi di banche non lo prenderà mai. Questo era l'appunto per la risposta a questo signore che molto gentilmente. Io allora adesso procederei comunque
comunque ai nati del giorno, perché alle 11 la Hilde ha un appuntamento, dunque andrei a... Mi tradisce alle 11, va bene, andiamo avanti con i nati del giorno. Allora, i nati del giorno chiaramente seguono gli influssi di cui abbiamo parlato prima, perché chi è uno nato oggi... ciascuno nato oggi sarà nato in un anno diverso, magari qualcuno è nato anche lo stesso anno, ma in questo caso riceverà un contributo dalla costellazione reggente per quell'anno. Non è comunque questo il merito, nel senso non siamo qua per valutare in che anno si trova e quale tipo di ciclo è in funzione per i nati di oggi e nei vari anni, ma per fare un quadro, un'analisi generale delle caratteristiche che ricevono i nati di oggi. Dunque, oggi abbiamo detto che i Gemelli, la stella Capo, dunque la prima costellazione attraversata dalla Luna in questo giorno, e dunque è come una matrice sempre presente, sempre attiva sul nato di questo giorno. Tra l'altro, nascere oggi e nascere in questo mese ancora per, si può dire domani, perché è praticamente finito anche settembre, comunque settembre come mese appartiene all'influsso della costellazione Bilancia. Dunque già questo è un primo indizio che va a sposare appunto l'influsso della costellazione Gemelli, quale stella Capo. Hanno entrambe dunque sulla personalità del nato di oggi un influsso positivo o prevalente, poiché appunto influenzeranno costantemente tutta la vita del nato di oggi. In che modalità? Abbiamo una grande prevalenza di aria, ma da un punto di vista orientato sul bello, sull'equilibrato, perché abbiamo il contributo di Venere nella costellazione Bilancia. Dunque saranno sicuramente persone che cercheranno sempre di stare in sintonia e armonizzarsi con gli altri. Sono sicuramente persone che cercheranno di stimolare la simpatia degli altri, cioè si porranno con gli altri in modo simpatico, accogliente, sono persone sicuramente positive, hanno tratti di impulsività, perché abbiamo detto prima che la costellazione Ariete è presente 2 volte, questa presenza così forte e doppia chiaramente influisce creando in questi nati dei momenti di impulsività, cioè saranno poco razionali in certe circostanze, ma sicuramente energici, forti, intelligenti, brillanti. Come ho detto, l'associazione tra la costellazione Bilancia del dominio mensile e la costellazione Gemelli della stella Capo renderà queste persone anche concilianti, cercheranno comunque sempre di mediare e di mantenere buoni rapporti con tutti. Attenzione però ovviamente, perché ogni tanto potrebbero sembrare incoerenti o incostanti. In realtà risponderanno a uno stimolo, risponderanno a un impulso, ma c'è dietro comunque un calcolo, nel senso che probabilmente avranno compreso molto rapidamente, perché la presenza dell'elemento aria è forte, qual è la migliore strada da percorrere in quel momento. Dunque sicuramente persone così non tarderanno ad avere successo nella vita, cosa che comunque la stella Capo Gemelli impone, dal momento che abbiamo, come dire, la presenza di Gemelli, che è la costellazione giovane dello zodiaco. Questo cosa vuol dire? Che inclina tutti i nati con la prevalenza di questa costellazione, che viene sicuramente considerata prevalente quando occupa o la prima posizione, cioè dunque la prima costellazione visitata dalla Luna nel suo viaggio della giornata, oppure al dominio mensile, dunque tutti i nati di maggio per esempio. Cosa vuol dire questo? Che molto giovani avranno le più grandi opportunità e i più grandi colpi di fortuna. Allora, però stavamo anche valutando non soltanto gli influssi positivi della loro personalità, ma anche alcune delle situazioni. Devono comunque essere più costanti, perché purtroppo la costellazione Ariete
presente 2 volte gli dà tratti di incostanza. Perché? Perché sono dei grandi iniziatori. Vado alla porta. Vai tu alla porta, hanno suonato. Questa è la live, Sì, mica cosa camuffato. Sono dei grandi iniziatori, dunque loro tendono ad avviare sempre nuovi progetti, sono persone che magari alla lunga si annoiano, hanno grandi curiosità rivolte verso tante direzioni e questo li spinge a sondare sempre nuovi campi e nuove possibilità. Purtroppo questo può renderli incostanti anche nei sentimenti. Sebbene la costellazione Bilancia li spinga ad interagire, ad avere sempre a che fare con gli altri o comunque con almeno un partner, un collaboratore, un socio, dunque a prediligere rapporti a tu per tu, la presenza della costellazione Ariete due volte può a volte farli allontanare, diciamo così, perché in altre circostanze metteranno in primo posto gli amici e le amicizie. Bene, diciamo che non è il tipo da fare famiglia. Magari prendete in considerazione il fatto che chi nasce in questo giorno magari può avere meno inclinazione a rapporti duraturi, oppure è possibile che in certi momenti della loro vita avranno la spinta a iniziare anche questa avventura, ma poi ecco, i partner sono messi in guardia dal fatto che probabilmente saranno comunque attratti anche da altre situazioni. Sì. Bene, detto questo, io ho concluso... Detto questo, il postino è andato, voi praticamente vi siete smaterializzati, però detto questo, tenete duro perché domani, lo fai ancora domani questa Filippi? Certo. Domani... Li annoierò quotidianamente. Lei ormai ha scelto questa missione, vi vuole... No, sto scherzando, no, sto scherzando perché... So che voi amate anche questo settore dei nati del giorno perché è molto importante. No, è molto importante perché... Conosciamo tutti qualcuno nato in un tal giorno, vogliamo sapere com'è. Volete sapere, soprattutto se poi diventerà il vostro compagno della vostra vita. Infatti. Bisogna sempre sapere praticamente le predisposizioni sia fisiche, mentali, astrali, planetari. Ecco, a proposito fisiche, dove c'è questa doppia costellazione di Ariete, non lo dico più. No, invece è importante, dove c'è questa doppia costellazione di Ariete, c'è sempre un po' di problematiche collegate alla testa, sì. In tutti i sensi, nel senso che appunto può risultare pazzotico, diciamo così, imprevedibile questa persona, sì. Ma può anche avere grossi problemi o di infiammazioni cervicali che si ripercuotono poi proprio alla testa, oppure debolezza cerebrale, oppure problemi agli occhi, all'udito, dunque anche alla vista. Sta descrivendo me praticamente. Non è che tu hai questo influsso, li ho tutti io. Quelli negativi non me ne manca nessuno, non mi faccio mancare nulla. Dunque, mi raccomando, dovranno sempre fare molta attenzione anche proprio a tutto quello che riguarda la testa, interna e esterna a 360 gradi, dunque fisica ma anche emotiva. Sì, certo. Bene. Cari amici, se vi piace mettete un super like se siete in Face, se no un bel commento fa sempre piacere. Sì. Nei nostri... Se vi piace tornate anche domani. Domani saremo qui, lo so, per voi diventerà come un Golgota, no? Nel senso, se Dio vi darà un peso, vi darà anche la forza per poterci portare. E per poterlo superare. Noi siamo qui con voi. Saremo la vostra croce. Saremo la vostra piaga, l'8ª piaga d'Egitto, di Milazzo, siamo noi. Sì, esatto. Nella Sicilia. Bene, cari amici, io penso di aver esaurito tutte le cartucce che ho come si dice? Nell'arsenale di oggi. Domani parleremo di altri circuiti molto importanti, quindi se spargete la voce su quei canali lì ci sono due pazzerelle che danno grazie dei circuiti, siamo il legale Maledetto Veneziano. Bene. Un grande abbraccio a tutti e a domani. Come che si spegne? Scusa qua. Sempre qua come ieri. Grazie cari amici. Ciao.